Grande spavento questa mattina prima dell'alba, lungo il corso del Bacchiglione in località Ponte Longo. Due lavoratori di Rosolina, entrambi di 22 anni, che si stavano recando alla propria opera quotidiana, sono usciti di strada e finiti nel fiume. Nonostante il mezzo su cui viaggiavano, una Ford Fiesta, fosse capovolto, i due ragazzi, uno originario di Salerno e l'altro polesano, sono riusciti a uscire dalle abitacole e dal sedile, nuotando fino all'arrivo dei vigili del fuoco, della polizia stradale e dell'ambulanza del 118. Grazie ai soccorsi è stato evitato anche l'assideramento, anche se il passeggero ha avuto bisogno di ricorrere alle cure ospedaliere. Forse una lastra di ghiaccio è stata l'origine dello slittamento. Durante la consueta conferenza stampa quotidiana dagli uffici della Protezione Civile regionale a Marghera, il presidente della Giunta Veneta Luca Zaia ha annunciato oggi a mezzogiorno la probabile riapertura delle scuole secondarie di secondo grado già da lunedì 1 febbraio. Fino a tale data, per gli istituti superiori tecnici, professionali e per i licei, rimane in vigore l'ordinanza firmata dallo stesso Zaia lo scorso 4 gennaio. La riapertura dovrà passare necessariamente dalla rimodulazione dei mezzi di trasporto pubblici, questione che il Presidente ha chiesto venga affrontata dall'assessora regionale Elisa De Berti. Se non ci saranno cambiamenti repentini, sono parole del Presidente Zaia, la riapertura di tutte le scuole venete andrà di pari passo con la speranza che la Regione torni zona gialla e che quindi bar e ristoranti possano aprire almeno fino alle ore 18. Al momento i parametri sorridono al Veneto, con la diminuzione sensibile del numero di positivi in ogni città. Venerdì a Roma, in tal senso, la nuova riunione dell'Istituto Superiore di Sanità, chiamato a decidere i colori delle regioni. Era il 1993 quando anche a Chioggia veniva aperto il negozio del commercio equo e solidale, il Mappamondo, prima nella sede vicina al campanile di Sant'Andrea, poi in Corso del Popolo sotto Palazzo Goldoni. I volontari della struttura hanno garantito la possibilità di entrare in contatto con merci artigianali ad alto valore etico e qualitativo sia a livello alimentare che negli articoli per la casa e da regalo, prodotte da cooperative sudamericane, africane e asiatiche, senza sfruttamento intensivo di manodopera a basso costo. Ora questa esperienza giunge al termine. Ad annunciarlo è lo stesso Mappamondo attraverso i propri network. Ci piace pensare, si legge nel testo, che quanto seminato dai volontari germoglierà, rifiorirà e darà poi buoni frutti in diverse forme e modalità. Ciò avverrà attraverso il pensiero e le opere di donne e uomini generativi che credano nella possibilità di costruire una nuova cultura della sostenibilità e stili di vita orientati da una crescente consapevolezza ambientale, etica, sociale ed economica. Il Mappamondo ringrazia soci e clienti, sostenitori e simpatizzanti, augurando buona strada a Corti e Buoni, l'altro negozio della cooperativa che si trova a Padova. Nei giorni scorsi i tecnici di Enel e gli operai di Veneto Agricoltura hanno messo in sicurezza la linea elettrica esterna al Bosco Nordio, in località Sant'Anna.
La linea in questione serve alcune abitazioni ubicate nei pressi della riserva ed è stata interrotta per il tempo necessario ai lavori di manutenzione, previo abbassamento del cavo. Nel corso delle operazioni è stato necessario ricorrere al taglio di alcune piante che, secondo gli enti coinvolti, rappresentavano un potenziale pericolo per la funzionalità della linea elettrica stessa. Una partita di cuore e sofferenza ha portato ieri i 3 punti all'Union Clodiense all'Internorm Arena di Bolzano contro la Virtus padrona di casa. Un rigore del nuovo arrivato Daniele Melandri, concesso dall'arbitro fiorentino Campagni per fallo del portiere oltatesino Vitiello in uscita su Diuric, ha fissato il punteggio nel primo tempo. Nella ripresa occasioni da una parte e dall'altra, 2 clamorose per i Granata con Nappello e Ndrecka salvate sulla linea, ma anche il portiere Chioggiotto Amatori ha blindato il risultato un paio di volte, oltre ad un paio dei padroni di casa. Anche se non è stato un incontro nervoso, il direttore di gara ha usato la mano pesante con cartellini, ammonendo quasi tutta la squadra lagunare. Ne hanno fatto le spese soprattutto il terzino Pietro Martino e l'allenatore Antonio Andreucci, entrambi espulsi nel finale. Ciò nonostante, al fischio conclusivo sotto la maestà del Monte Catenaccio, a prorompere in una festa liberatoria dentro gli spogliatoi sono stati gli ospiti. Mercoledì per l'Union Clodiense recupero interno allo stadio Ballarin del match contro la Prodecco Montebelluna, sempre a porte chiuse. Questa mattina, a partire dalle ore 9:30, nel ghetto di Venezia, ha avuto luogo la cerimonia della collocazione di 15 nuove pietre d'inciampo, in memoria di altrettante persone di religione ebraica deportate dai nazisti nei campi di sterminio e non più tornate dai lager. Date le particolari condizioni legate all'emergenza sanitaria, la cerimonia è stata organizzata in tono minore, quanto alla partecipazione limitata e contingentata degli interessati. Il comune, in cui rappresentanza ha partecipato la presidente del consiglio comunale Linda Damiano, ha allestito una diretta streaming nella propria pagina Facebook e lo stesso artista tedesco Günther Demnig, artefice delle pietre d'inciampo, quest'anno ha rinunciato al suo consueto tour europeo. L'iniziativa itinerante ha ricordato Eugenio Todesco, Ida Dina Todesco, Bruno Todesco, Emilio Todesco, Mario Todesco, Sergio Todesco, Arrigo Jesulum, Eugenia Franco Pitteri, Susanna Calimani Nacamulli, Adele Almansi, Fernanda Ascoli, Giuseppe Todesco, Emilio Scarpa, Regina Abolaffio e Rosa De Leon. Queste ultime erano residenti nella casa di riposo israelitica, davanti alla quale sono state messe a dimora le pietre, come da intento ideale del loro creatore. Con la deposizione delle 15 nuove Stolperstein sale a 105 il numero delle pietre installate a Venezia negli ultimi anni. Anche Padova ha già dato corso all'appuntamento annuale, mentre Chioggia ha deciso di rinviare al 24 aprile per poter favorire la partecipazione della cittadinanza, delle scolaresche, delle associazioni e dei familiari degli onorati.